Buongiorno a tutti, ben arrivati all'incontro promosso da Veneto Lavoro in tema di welfare e precisamente il ruolo di Veneto Welfare, la presentazione della ricerca sul welfare territoriale da parte dell'Università Ca' Foscari. È il primo ciclo di incontri all'interno delle nuove prospettive per il terzo settore di Veneto Welfare. Tra i relatori nella parte iniziale di salute abbiamo il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone e poi avremo una serie di interventi per mettere a disposizione un po' l'attività che Veneto Welfare sta facendo di programmazione, ma soprattutto frutto anche di un protocollo recentemente sottoscritto con il terzo settore. A questo punto non porterei via altro tempo e passerei immediatamente la parola al direttore Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Grazie Mirko, buongiorno a tutti e benvenuti a questo momento di incontro. Due parole rispetto a Veneto Welfare, che è un'organizzazione nata con la legge regionale 15 del 2017, interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale Veneto. Con questa iniziativa la Regione Veneto, il Consiglio regionale, ha voluto mettere in evidenza l'importanza della presenza del welfare contrattuale, in particolare sia previdenziale, pensionistico che sanitario, da una parte, dall'altra la storia e l'importanza del welfare bilaterale presente in particolare per le piccole e medie imprese e infine ha evidenziato anche l'importanza della presenza nel territorio sia del welfare aziendale legato quindi alle pratiche correnti di premialità previste dalla norma che dall'insieme di iniziative larghe legate al cosiddetto welfare territoriale che racchiude spesso occasioni di collaborazione tra pubblica amministrazione locale e soggetti del terzo settore, oltre che imprese e soprattutto enti tipo le banche, le fondazioni bancarie che sono i primi a promuovere interventi nei quali le risorse vengono in qualche modo raccordate a favore di una risposta a una domanda di welfare che è sempre più complessa. Nel corso degli ultimi anni Veneto Lavoro, che all'interno ha tenuto su indicazione della Regione questa unità organizzativa che si occupa di Veneto Welfare, ha avviato da alcuni mesi anche la collaborazione, siglando la convenzione con il forum del terzo settore. E lo scopo di questo incontro è proprio di dare evidenza di un'azione che abbiamo avviato insieme all'Università Ca' Foscari, che verrà presentata oggi, proprio legata al ruolo del terzo settore nell'ambito delle varie dinamiche di welfare. Nell'ambito della convenzione che abbiamo siglato con il terzo settore, con il forum del terzo settore, abbiamo previsto proprio anche la identificazione e la valorizzazione di strumenti che possano mettere insieme domanda e offerta di servizi sociali a favore di imprese che utilizzano il welfare aziendale come pratica normale e di conseguenza poter connettere i cosiddetti servizi a chilometro zero nei vari territori della nostra regione. Questo è un punto su cui andremo a lavorare nei prossimi mesi. Io quindi sono curioso di sentire i primi risultati di questa attività pregevole fatta da Ca' Foscari e lascio la parola a Mirko. Buon lavoro a tutti.
Allora, il titolo è il valore del terzo settore. Perché il valore del terzo settore? Perché in un periodo storico nel quale il welfare state si sta in qualche modo ritirando, il welfare alternativo, e il terzo settore ne ha un pieno ruolo, sta diventando determinante. Però il contesto nel quale ci muoviamo è un contesto che è cambiato in termini epocali. Esiste un tema di pandemia che ha incrementato quantitativamente e ha anche diversificato qualitativamente i bisogni sociali. Esiste poi un aspetto del welfare che ha contribuito al corso del tempo a garantire persone un insieme di prestazioni e servizi essenziali a cui siamo abituati. Esiste poi un tema di necessità di modello integrato nel welfare, cioè welfare aziendale, welfare territoriale, welfare e welfare proveniente dalla bilateralità. Esiste, oltre alla parte introduttiva, una transizione in atto. Questa transizione, a mio avviso, ha tre elementi principali. Il primo, stiamo vivendo fortemente una transizione di carattere digitale ed ecologica, che comporteranno forti dislocazioni in termini di risorse, sia materiali che di capitali, grandi dimensioni, settori, crescita e settori di rischio. Poi queste transizioni vengono gestite in modo da ridurre principalmente i traumi, che possono esserci possibilità di sensibilizzazione. In questi grandi due fenomeni, quindi la parte introduttiva che abbiamo visto e la parte delle transizioni, esistono dei rischi. E quali sono i rischi? Questa lettura ci permette poi di introdurre la ricerca che presenteremo nella seconda parte del webinar. Primo, sia la sanità che la previdenza, sia i friend benefit, spesso vivono temi di regimi fiscali. I regimi fiscali possono essere competitivi o meno competitivi. Il tema del welfare aziendale è concentrato spesso sulle grandi aziende. Le piccole imprese hanno principalmente la bilateralità, formalmente. Poi c'è tutto il tema di un welfare contrattuale e l'allargamento degli accessi all'uguaglianza e alla disuguaglianza. Spesso il welfare aziendale applicato alle grandi imprese trova poi una minore applicabilità nelle piccole e micro imprese e crea delle disparità nel welfare territoriale. Il terzo settore si inserisce appieno in queste dinamiche e il tessuto delle piccole e medie imprese ha sempre più bisogno di sviluppare un'integrazione tra il tema benefit, o meglio il tema profit, e il tema non profit. Da qui un coordinamento, massimizzare le opportunità che possono venire dalle sinergie, non solo degli enti bilaterali, i coordinamenti nazionali e le potenzialità specifiche di una rete che abbia diffusione omogenea nel territorio. In questo la normativa è un elemento distintivo. Perché? Perché, se possiamo andare avanti, c'è un problema di riordino in tema di welfare della normativa, c'è poi un problema di armonizzazione dei sistemi tra il welfare bilaterale, il welfare aziendale, il welfare territoriale. Sentiamo parlare spesso di welfare e di come questo welfare poi si aggiunga e si avvicini al terzo settore. E quindi il tema del quadro omogeneo delle regole è un tema definitivo molto importante. Il ruolo di Veneto Welfare in tutto questo. Una prima slide che però è solo introduttiva, perché poi la collega, la Diana Dobosco, affronterà uno degli elementi più strategici di Veneto Welfare, che è l'accreditamento, dove esiste una sezione specifica proprio per il terzo settore. Veneto Welfare ha avviato un sistema di accreditamento, come dicevamo, nato nel 2018, poi a regime nel 2019. E ha spinto molto soprattutto su una variabile che è il tema della previdenza complementare e della sanità integrativa. E la terza gamba è quella della bilateralità. La quarta, dove il numero di iscritti in termini di accreditamento sono maggiori, è relativa al terzo settore e quindi a tutto quel tessuto di microimprese che aiutano e sostengono poi un tessuto sociale a livello territoriale. Andiamo avanti. L'ulteriore punto è come si inserisce tutto questo in una programmazione ai fini del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Perché? Perché il welfare trova casa all'interno della programmazione del Fondo Sociale Europeo. Le sfide che noi abbiamo davanti sono quelle che sono citate qui. Promuovere interventi per favorire l'opportunità di perfezionamento e di qualificazione delle competenze dei lavoratori,
Come primo punto, elaborare e adottare strumenti per incentivare il benessere lavorativo tra nuove forme di lavoro flessibile. E ancora, slide successiva, abbiamo le sfide: rafforzare la rete regionale dei servizi welfare per work-life balance per rispondere a diverse esigenze delle imprese e dei lavoratori. Qui ancora una volta l'integrazione tra profit e non profit, sempre di più. Promuovere interventi di welfare aziendale e contrattuale quali contributo al benessere organizzativo e non solo, e rafforzare il welfare aziendale e contrattuale attraverso un ampio e articolato insieme di misure. Ancora, da qui l'obiettivo che è stato anticipato dal direttore, che è stato quello di sottoscrivere un protocollo un protocollo d'intesa con il terzo settore che ha degli obiettivi. Qui un volo alto sugli obiettivi, poi la collega li affronterà e li approfondirà nelle sue slide. Tra gli obiettivi c'è di fatto l'informazione e la formazione congiunta sul tema welfare. C'è poi la collaborazione forte con l'Osservatorio Evento Welfare nella forma di un tavolo di lavoro permanente per la ricerca e la formazione. E ancora, promuovere iniziative pilota finalizzate alla promozione di servizi offerti nel terzo settore, quindi cercare di sperimentare quelle che sono delle prospettive nuove nel terzo settore, e poi promuovere esperienze legate al volontariato anche aziendale, con lo scopo di far conoscere realtà associative diverse che stanno in crescita e sono fortemente in prospettiva. Quest'ultimo punto ci introduce, ma lo accenneremo solamente, ma è uno dei temi aperti sui quali stiamo lavorando, alla slide successiva, che ad esempio uno dei nodi sciolti, sempre di più per evitare che il profit non profit venga discriminato non in termini complementari, ma proprio in termini di subordinazione del no profit rispetto al profit, è tutto il tema delle reti welfare sulle quali noi abbiamo avviato un processo di analisi a livello regionale cercando di mapparle e sulle quali emerge chiaramente una difficoltà a integrare il profit non profit sul quale si può lavorare in prospettiva futura. E da qui la necessità, andiamo avanti, di fare poi delle proposte complete con soluzioni, lacune. Questo sono un esempio di come si può procedere in termini operativi. A questo punto lascerei la parola alla collega, la dottoressa Diana Lobosco. Eccomi, grazie mille al dottor Casteller. Io appunto ringrazio tutti e saluto tutti, sono Diana Lobosco e collaboro all'interno dell'unità 7 di Veneto Lavoro, che è Veneto Welfare. Proprio per questo motivo inizio con la normativa che ha istituito Veneto Welfare. L'articolo 55 della legge regionale numero 45 del 2017 ha istituito l'unità all'interno di Veneto Lavoro. L'obiettivo della nostra unità è quello di sostenere e promuovere la costruzione di un modello di welfare integrato regionale che fa esplicitamente riferimento alle forme pensionistiche, sanitarie, complementarie e ai progetti di welfare territoriale aziendale. Veneto Lavoro, attraverso l'unità welfare, ha firmato appunto un protocollo d'intesa che è già stato introdotto sia dal nostro direttore che dal dottor Castellero e che vede come protagonista principale il forum terzo settore del Veneto. Attraverso questo protocollo d'intesa, che è stato firmato alla fine del 2023, precisamente il 27 novembre, si vuole sviluppare un modello di welfare territoriale e rinforzare quello che è il ruolo del terzo settore nel sistema di welfare territoriale. Tutto ciò può avvenire grazie innanzitutto a quella che è l'attività di ricerca sull'evoluzione dei bisogni e relativi servizi sociali offerti correlati alla domanda di welfare proveniente sia da aziende e soggetti anche del territorio. E poi anche dal monitoraggio dei cambiamenti delle organizzazioni dei sistemi di comunità e delle nuove professionalità. È stato quindi necessario da parte di Veneto Welfare creare proprio per questo motivo delle attività e degli strumenti che sono validi e concreti, come lo strumento dell'accreditamento. Il sistema dell'accreditamento viene istituito con la legge regionale del Veneto 15/2017, già citata dal direttore, e mira a riconoscere e a favorire il funzionamento delle forme di welfare collettive che però devono avere determinati requisiti. I requisiti sono relativi a questi tre punti: sostanzialmente un'adeguata struttura sul territorio,
sia in termini di servizio offerto che di utenti, i profili anche di costo, contenuti ed efficienza gestionale e relativamente ai soli fondi pensione, previsioni di una quota di investimenti nel territorio. Il sistema di accreditamento è strutturato in 4 sezioni. Quella che ci riguarda oggi è la 4ª sezione specificatamente, ma in questa slide ho voluto fare un'introduzione, un brevissimo elenco anche di quelle che sono le prime 3, in modo da far percepire bene quella che è la strutturazione e la flessibilità data dal sistema stesso. Allora, la sezione A riguarda la previdenza complementare che viene consentita ai fondi negoziali autorizzati all'esercizio delle attività e iscritti all'albo nazionale Covid. La sezione B è la seconda e concerne l'assistenza sanitaria integrativa a cui possono iscriversi fondi sanitari integrativi bilaterali iscritti all'Anagrafe Nazionale del Ministero della Salute. La sezione C fa riferimento agli enti e ai fondi bilaterali dove sono previsti fondi di solidarietà bilaterali alternativi. E nella sezione D, che è quella che riguarda le altre forme di welfare integrativo e in sostanza riguarda anche le realtà che oggi ci stanno ascoltando, possono iscriversi le imprese e reti di impresa che in esecuzione di un contratto di livello territoriale o aziendale istituiscono piani di welfare integrativo, oppure anche gli enti locali, fondazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative sociali ed altri organismi non profit che tra di loro aggregati e quindi insieme, senza scopo di lucro, promuovono, finanziano e gestiscono progetti di welfare in forma integrata. La domanda ovviamente immagino che sorga spontanea, cioè chi è che decide chi può iscriversi al sistema di accreditamento? Dopo l'iscrizione sulla piattaforma che effettua l'ente che ne fa richiesta, il comitato tecnico, che è stato istituito da Veneto Welfare con decreto direttoriale 148 del 2021, decide rispetto a coloro che appunto rispecchiano tutte le caratteristiche per potersi iscrivere e quindi una volta che viene fatta la richiesta il comitato tecnico decide in quale delle 4 sezioni sostanzialmente si può definire l'ammissione. Molti si chiederanno a che cosa serve anche l'accreditamento. L'accreditamento è una condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici e per instaurare rapporti giuridici con la Regione. È quindi sostanzialmente un titolo di legittimazione a operare nell'ambito delle politiche regionali. Detto ciò, vi introduco quella che è stata la nostra prima raccolta dedicata alle buone prassi. Proprio per dare valore quindi al ruolo istituzionale che ha Veneto Welfare e Veneto Lavoro e al territorio dove viviamo, Veneto Welfare ha pubblicato un bando per raccogliere e valorizzare le buone pratiche nel settore dei servizi ed intervento nell'ambito del welfare territoriale integrato. I soggetti che aderiranno all'iniziativa parteciperanno insieme alla costituzione di una banca dati e l'intento è quello di scambiarsi buone prassi e condividere processi di lavoro innovativi e che possono essere utili anche per il territorio. Potranno essere presentate le candidature dei soggetti appunto che si vorranno iscrivere al bando e che avranno rispettato e che diciamo appunto avranno effettuato dei progetti, delle progettualità nei seguenti ambiti tematici. Ad esempio il cambiamento dei processi organizzativi per l'innovazione e il miglioramento della gestione dei servizi, progetti innovativi in ambito di servizi alla persona e alla famiglia, progetti innovativi in ambito di welfare aziendale e sinergie territoriali, quindi il cosiddetto welfare a chilometro zero. Qui vi faccio vedere il banner per facilitarvi anche nel riconoscimento, perché appunto questo bando è stato pubblicato nelle nostre pagine ufficiali. Infatti, le tempistiche per la presentazione comunque vanno dal 15 luglio al 30 novembre 2024 secondo le modalità che trovate sia su amministrazione trasparente, quindi all'interno dell'albo pretorio dei termini e decreti del sito di Veneto Lavoro e sia nell'area dedicata del sito di Veneto Welfare. Quindi all'interno del sito di Veneto Welfare troverete un'area dedicata, da lì verrete rimandati all'interno di amministrazione trasparente, dove troverete il bando, la determina di approvazione e tutti gli allegati che potrete compilare.
Le reti che si distingueranno per essere virtuose ed aver creato rete sul territorio verranno invitate a partecipare alla seconda edizione della manifestazione Welfare Day, che si svolgerà nel mese di dicembre 2024, orientativamente nelle giornate del 12 e del 13 dicembre. Però appunto vi terremo aggiornati sulle date precise e comunque viene sempre tutto pubblicizzato anche sui social di Veneto Lavoro e di Veneto Welfare. Prima di lasciare la parola ai prossimi relatori, voglio introdurvi una ulteriore attività portata avanti da Veneto Welfare grazie anche all'osservatorio. Stiamo effettuando una ricerca in collaborazione con i professori Busacca Maurizio e Pasian Pamela dell'Università Ca' Foscari di Venezia. L'argomento dello studio è il ruolo del welfare territoriale, ma qui non mi dilungo di più, anzi lasciamo la parola ai professori esperti. Grazie Diana. In tutto questo passiamo la parola al professor Busacca, Maurizio e Pamela Pasian per l'intervento di presentazione della ricerca. Anticipo anche per chi ci sta ascoltando che stiamo cercando di capire tecnicamente, perché c'è la probabilità che in delega rispetto alla dottoressa Tiziana Boggian, che è presente a Roma, il dottor Paolo Alfier, la Confprofessioni, potrebbe portare un saluto, però vediamo un attimo la dinamica, come si evolverà. Intanto immediatamente la parola al professor Busacca. Sì, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie a Deiano Albosco, a Mirko Casteller e a Tiziano Barone per questa introduzione. Molte cose le hanno già dette loro, questo mi permette di andare dritto al punto e quindi condividere con voi i risultati di questo lavoro di ricerca. Lavoro di ricerca che è ancora in corso e tra un po' vi spiegherò anche perché è ancora in corso. Ci tengo però ovviamente a ringraziarli in primo luogo perché ci hanno messo nelle condizioni di poter sviluppare un percorso di ricerca di cui tra poco con la collega Pamela Pasian vi racconteremo i principali risultati, e ci hanno soprattutto permesso di aggiornare alcuni temi, alcune questioni che quotidianamente affrontiamo nel nostro lavoro di docenti nei corsi di laurea magistrale e triennale di servizio sociale, di progettazione e ricerca sociale dell'Università Ca' Foscari. E quindi dei corsi di laurea dove si formano non solo assistenti sociali ma anche persone che in futuro lavoreranno nell'ambito della progettazione, della ricerca, del lavoro nelle organizzazioni di terzo settore. Quindi da questo punto di vista questa ricerca ha questa doppia valenza, cioè quello che ci siamo chiesti con questa ricerca è che tipo di contributo potevamo dare a un ente come Veneto Lavoro, che aveva degli obiettivi come quelli che sono stati da poco presentati e che non dobbiamo dimenticare entra in una tradizione di un ente regionale che è tra gli unici in Italia in termini di capacità di produrre conoscenza utile per la costruzione delle politiche. Veneto Lavoro ha una lunga storia che voi conoscete, sulla quale non mi dilungo, però questo è un elemento importante perché vi racconta un po' fin da subito qual è uno degli obiettivi principali che noi ci siamo posti con questo lavoro di ricerca, che è quello di costruire una base di conoscenza utile, utile vuol dire anche utilizzabile, per lo sviluppo di future iniziative di Veneto Welfare, che partono da alcune delle considerazioni che sono già state poste rispetto a degli elementi di criticità nella relazione tra il mondo profit e il mondo non profit, e non solo, come tra poco vedremo. Quindi se questo era l'obiettivo fondamentale, cioè quello di dare un contributo, costruire una ricerca che fosse utile e utilizzabile, dal nostro punto di vista, per il mestiere che facciamo e per il punto di vista che portiamo dentro il mestiere che facciamo, c'era anche quello di voler dare un contributo invece al terzo settore in ottica riflessiva per stimolare un ragionamento all'interno del terzo settore su quello che è un più generale dibattito sul secondo welfare e il welfare complementare,
che hanno una caratteristica, un elemento dal mio punto di vista di debolezza, per così come il dibattito anche scientifico e anche nei nostri luoghi di produzione scientifica è stato condotto, che è tendenzialmente quello di assumere quasi sempre il punto di vista delle imprese. Cioè ci si è chiesti cosa si poteva fare in termini di secondo welfare, soprattutto in termini di welfare complementare e di welfare aziendale in modo particolare, soprattutto ponendosi dal punto di vista delle imprese. Cioè cosa potevano fare le imprese per in qualche modo entrare, favorire, promuovere un approccio di questo tipo, che è ovviamente una prospettiva necessaria perché i piani di welfare aziendale, il nome stesso ce lo dice, hanno bisogno delle aziende. Però spesso ci si dimentica che manca che in una relazione si è almeno in due, o in più, ma almeno in due. E la seconda parte della relazione, una parte importante della seconda parte della relazione è proprio il terzo settore, che può dare un contributo importante, però tutti i tentativi che fino ad oggi sono stati fatti di aggregare domanda e offerta di servizi sociali, culturali, educativi, di assistenza, sanitari, in realtà si sono confrontati con un grosso problema che è quello della generale frammentazione del terzo settore. Cioè oggi quando un'impresa deve decidere di costruire un piano di welfare aziendale fatica a capire con chi prendere contatto, con chi può parlare, cioè i luoghi dell'aggregazione, in questo caso in particolare dell'offerta di servizi sociali, sanitari, educativi, sono scarsi. Sono stati fatti dei tentativi negli ultimi anni, ci sono in corso anche delle interessanti ricerche, sono stati fatti dei tentativi per lavorare attraverso le piattaforme digitali nello sviluppo di queste forme di aggregazione dell'offerta di servizi, ma ancora non sono efficaci. Ancora sono più le realtà escluse da queste aggregazioni che quelle in sé. E allora se l'obiettivo è quello di costruire un lavoro, una base di conoscenza utile in questa direzione, ci sembrava necessario che questa diventasse anche una metodologia in qualche modo a disposizione e replicabile anche in altri contesti. Per fare questo abbiamo deciso di focalizzarci su un territorio che conosciamo particolarmente bene perché è il territorio in cui la nostra università è inserita, cioè il veneziano, e di sperimentare una metodologia di ricerca in questo territorio che però poi potesse essere replicata e potrà essere replicata effettivamente in altri contesti e in altri territori. Prima di entrare nei risultati però non mi dilungherò troppo, ma vorrei fare un affondo di contesto, introducendo alcune questioni aggiuntive rispetto a quelle che sono già state poste sia dal dottor Barone che dal dottor Casteller relativamente al contesto in cui in questo momento il terzo settore si trova ad agire, che come hanno già evidenziato loro è un contesto in profonda trasformazione. E questa profonda trasformazione investe una serie di elementi, una serie di tensioni. Io qui ne ho identificate alcune e che dal mio punto di vista rappresentano oggi le tensioni principali con cui il terzo settore si deve confrontare, che sono un tema di complessità. È un settore che i dati Istat ci raccontano nell'arco di 6 anni perdere circa 900.000 volontari. Il Covid non è una ragione sufficiente per spiegare una perdita di volontari di questo tipo, ma sono ragioni più profonde, sono ragioni di trasformazione sociale, di indebolimento di una serie di legami sociali che hanno caratterizzato un nostro passato anche molto recente e che hanno fatto la storia di una storia di welfare solido, robusto, capace anche in questa regione, forse soprattutto in questa regione rispetto a molte altre. Quindi una serie di difficoltà, ma al tempo stesso però un settore che da un lato perde volontari, dall'altro invece vede molto aumentare i dipendenti e vede molto aumentare anche il proprio dinamismo, anche dal punto di vista organizzativo. Qui c'è tutto un dibattito molto interessante sulle trasformazioni del terzo settore in un'ottica di impresa sociale, che non esaurisce il fenomeno, ma ne racconta una parte.
Quindi una serie di tensioni interne, queste tensioni interne hanno anche a che fare con la qualità del lavoro, la qualità delle condizioni di lavoro nel terzo settore, che nel corso degli ultimi 20-30 anni sono andati progressivamente degradandosi e che hanno oggi determinato anche una crisi di vocazione, qualcuno l'ha chiamata, o qualcuno la potrebbe chiamare anche una crisi di posizione del lavoro all'interno delle organizzazioni di terzo settore, che oggi sembrano non essere più in grado di compensare con ricompense non monetarie i salari che storicamente in questo ambito sono un po' più bassi. Quindi una serie di difficoltà che si trovano anche su questo. Poi nei risultati della nostra ricerca faremo un affondo anche sulla questione del digitale, anche qui luci e ombre, recenti ricerche prodotte da Istat, da Lega delle Cooperative, da Italia Non Profit, la più recente pubblicata solo qualche settimana fa, raccontano un terzo settore con luci e ombre, dove alcune tecnologie sono entrate, ma altre tecnologie invece mettono fortemente sotto pressione le organizzazioni di terzo settore, e tutto questo in uno scenario in cui il nostro paese per la prima volta sperimenta i LEPS, con una sperimentazione tra il 2021 e il 2023 che oggi richiede ovviamente una verifica e un aggiornamento, quindi i livelli essenziali delle prestazioni, e quindi sostanzialmente una previsione di universalismo che dovrebbe garantirci dalle in alcuni casi alte disuguaglianze territoriali. Tutto questo avviene in un contesto di crescente autonomia e parliamo di crescente autonomia nel welfare ben prima del varo della normativa recente sull'autonomia differenziata, perché il welfare per tradizione ha una spinta all'autonomia, una spinta alla dimensione locale, perché il welfare, voi lo sapete, per essere organizzato ha bisogno di mobilitare delle risorse e anche della definizione di problemi e di questioni da affrontare che solo localmente trovano risposta. Ecco, di fronte a queste tensioni, quello che noi abbiamo cercato di fare è stato quello di sviluppare una metodologia di lavoro che, come dicevo poco fa, sia il più semplice, snella e replicabile possibile. Siamo partiti nell'identificazione della popolazione di riferimento da RUNZ, che è il luogo che oggi accoglie la maggior parte delle organizzazioni di questo tipo. Nel territorio di Venezia parliamo di 439 unità, di cui 393 sono risultate attive, e questo l'abbiamo utilizzato come primo filtro ovviamente per riuscire a ricostruire quelle che sono organizzazioni effettivamente esistenti e attive, non solo quelle esistenti sul territorio, a cui abbiamo proposto un questionario online, che devo dire, questo per me è già un risultato di questa ricerca, perché il fatto che questo questionario abbia raccolto 163 risposte, quindi un complessivo del 41,4% dell'intera popolazione, è già una prima risposta, perché il questionario prevedeva una serie di possibilità di risposta aperta e spesso veniva enfatizzata ed evidenziata la voglia di essere studiati, la voglia di essere analizzati e la voglia anche però di avere una restituzione da quel lavoro di ricerca per poter alimentare una discussione e una riflessione. E io questa la interpreto come una dimostrazione di consapevolezza, di maturità e di riflessività da parte di un settore che sembra essere consapevole di vivere una fase di profondo cambiamento e di profonda trasformazione. Tra poco vedremo quali. L'analisi di questo questionario ha sostanzialmente identificato delle questioni, sono questioni che trovano conferma anche in ricerche recenti, nella letteratura più recente, e che sostanzialmente ci raccontano un terzo settore veneziano che in qualche misura ripropone alcune questioni fondamentali che il terzo settore italiano
ha messo sul tavolo nel corso degli ultimi mesi e anni, e per approfondire queste questioni abbiamo organizzato una serie di focus group e interviste. Queste metodologie sono spesso, queste tecniche sono spesso alternative, nel nostro caso abbiamo deciso di utilizzarle entrambe per andare incontro alle esigenze delle organizzazioni di terzo settore, che molto spesso sono prese da vincoli di tempo e di risorse, quindi non sempre sono facilmente raggiungibili. Quali sono, velocemente, la struttura del questionario? Poi vi anticipo, ve lo ricorderò nelle conclusioni, vi anticipo che questi dati saranno ulteriormente dettagliati e precisati in una pubblicazione in corso di elaborazione che nei prossimi mesi sarà presentata e distribuita. La struttura del questionario è una struttura impegnativa, complessa, anche per chi doveva rispondere. Non so se tra i presenti qualcuno o qualcuna lo ha fatto, ma eventualmente ci potranno dare su questo un feedback. Eravamo consapevoli della complessità del questionario, ma dal nostro punto di vista serviva quella complessità per restituire un fenomeno che è per sua natura complesso e molto variegato, quindi un questionario composto da 13 sezioni per complessive 81 domande che indagavano vari aspetti dell'organizzazione, sia questioni come nome, età, geografia d'azione, mission, tipologie di attività, tipologia e quantità di destinatari, prospettive future, canali di finanziamento, tecnologie e altre questioni che ci pareva importante mettere a fuoco. Io qui oggi vi presenterò alcuni dei risultati di questo questionario, non entrerò troppo nel dettaglio, questo anche perché il Covid, il periodo della pandemia, ci ha insegnato che la nostra soglia di attenzione online arriva fino a un certo punto, e quindi non voglio avere sulla coscienza svenimenti o persone che accusano il colpo durante la presentazione. Quali sono i principali risultati di questa ricerca? Primi due risultati aggregati in un primo risultato che ci dà subito un flash, una fotografia, un'istantanea del settore. È un settore dinamico, quasi la metà delle organizzazioni sono organizzazioni nate dopo il 2000, e alcune di queste, un numero consistente, sono addirittura nate dopo il 2014. Al tempo stesso però il 55% delle organizzazioni è nato prima del 2000, quindi un settore dove c'è una quota significativa di organizzazioni molto longeva, molto solida, dà solidità al settore, ma anche un settore che presenta un forte dinamismo perché poi della restante metà un numero consistente è di recente nascita. Dal punto di vista dei settori di attività, poi su questo nella pubblicazione che cureremo saranno maggiormente dettagliati, ma qui oggi volevo darvi un flash, una panoramica dei principali risultati. Le organizzazioni non profit che noi abbiamo intervistato si occupano in prevalenza di educazione e istruzione, cioè hanno a che fare con attività di scuola, di compiti, supporti educativi, centri estivi, laboratori didattici e così via, cioè quelle attività che sono riconducibili al mondo dell'educazione e dell'istruzione, che rappresenta l'ambito principale di azione, a fianco di un altrettanto consistente gruppo di organizzazioni che si occupano di promozione della cultura e dell'arte, quindi l'associazionismo culturale dell'arte. Questo potrebbe rappresentare una specificità del territorio veneziano, che ovviamente nel patrimonio culturale e artistico ha uno dei suoi punti di forza, così come altre città della nostra regione. Un 15% è impegnato in attività di servizi sociali, in particolar modo in ambito educativo, nel settore del lavoro, della formazione, dell'integrazione di persone svantaggiate, e un 8% nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Una piccola nota: pur essendo meno rappresentati in termini di organizzazione questi ambiti, quelli dei servizi sociali e quelli dell'assistenza sanitaria, in realtà sono quelli dove operano le organizzazioni dimensionalmente più grandi. Cioè, quindi è in questi settori, mentre i primi due settori sono caratterizzati dalla presenza di un alto numero di piccole organizzazioni, questi due settori invece meno organizzazioni ma più grandi, e quindi da questo punto di vista il peso tende a ribilanciarsi. Un secondo gruppo di risultati importante
perché segna un po' il sentiment di queste organizzazioni, lo stato d'animo, ecco, di queste organizzazioni, che sono ottimiste. Devo dire, questo non ce lo aspettavamo, perché molto spesso quando si parla di questo settore, di questa tipologia di organizzazioni, si tendono ad enfatizzare gli elementi di criticità, i problemi, le difficoltà. Quello che emerge invece in questo lavoro è un grande ottimismo. Per il 90% delle organizzazioni la domanda delle attività e dei servizi che offrono è destinata a crescere nei prossimi anni, è destinata a crescere in modo considerevole o, nella peggiore delle ipotesi, a rimanere costante, e solo il 10% di queste organizzazioni ritiene che sia destinata a diminuire. Eppure queste organizzazioni mostrano anche una buona consapevolezza di quali sono le difficoltà, di quali sono gli ostacoli sostanzialmente che rendono per loro difficile far fronte ad una domanda crescente. E abbiamo provato a rovesciare la prospettiva, cioè non mettere troppo l'accento sulle difficoltà, ma provare a lavorare con loro su quali sono le risposte che potrebbero arrivare dalle politiche e quindi anche dalla politica per far fronte a queste loro difficoltà. Ma è interessante. Una ce l'aspettavamo, il 28% di aumento di finanziamenti pubblici. Quello è un tema ricorrente e io devo dire che è un tema anche ragionevole in un contesto come quello italiano, che sostanzialmente soffre storicamente di un problema di sottofinanziamento del welfare. E quindi quel 28% non ci ha stupito, ma va correttamente sottolineato. Cioè, le organizzazioni di terzo settore da questo punto di vista segnalano un problema che questo Paese ha e che in parte il PNRR è riuscito a mitigare. Ora ci chiediamo ovviamente cosa succederà negli anni a venire. C'è un tema il secondo in ordine di importanza, è un tema di semplificazione delle procedure burocratiche amministrative. Questo è un tema davvero molto sofferto da parte delle organizzazioni, che si trovano a dover far fronte ad una burocrazia e a una serie di adempimenti amministrativi sempre più ampi, sempre più numerosi, sempre più pressanti, a parità di risorse, quindi avendo a disposizione delle risorse in termini umani, in termini economici, che sono sempre le stesse. Quindi la questione della semplificazione delle procedure burocratiche amministrative è una questione molto importante. Supporto nella promozione e comunicazione delle attività, che denota la consapevolezza di non essere sempre capaci di far sapere quello che si fa e quello che si sa fare da parte di queste organizzazioni. Meno sottolineate invece i bisogni di supporto nella creazione di reti e collaborazioni con altre organizzazioni o nella realizzazione di programmi di formazione e consulenza specifica, anche se, come vedremo, in realtà questi sono poi due punti che invece con la nostra ricerca noi evidenziamo come punti estremamente critici per il settore. Ecco, il primo lo vediamo subito. Il primo lo vediamo subito quando vediamo che meno del 10% delle organizzazioni intervistate oggi collabora con aziende profit. Quando noi abbiamo utilizzato la parola collaborazione, l'abbiamo utilizzata nell'accezione più ampia del termine, dalla collaborazione informale alla collaborazione invece strutturata, organizzata, formalizzata anche in contratti di rete, ATI o altre tipologie di accordo informale. Quindi questa relazione tra profit e non profit oggi nelle nostre 163 organizzazioni, 168 organizzazioni, pesa meno del 10%. Capite anche voi che questo è un dato su cui bisogna riflettere ed è necessario lavorare. Meglio, ma non benissimo, invece la dimensione delle sinergie e delle collaborazioni con altre organizzazioni non profit o con gli enti pubblici, 48%. Questo ci dice che una parte ancora maggioritaria delle organizzazioni di terzo settore tende ad essere delle organizzazioni che
raccolgono le risorse e offrono le attività all'interno di una cerchia molto ristretta di quelli che sono i soci dell'organizzazione. Altro elemento critico rispetto al quale mi riferivo prima è quello dell'uso delle tecnologie. Devo dire che qui quando noi abbiamo elaborato questi dati, le ricerche recenti di Lega delle Cooperative e di Italian Non Profit non erano ancora state pubblicate, ma sostanzialmente questi li confermano perfettamente. Sono uno specchio di quei due lavori. Quindi siti web, blog, social media ormai sono presenti all'interno delle organizzazioni di terzo settore. Su questo sono in corso alcuni approfondimenti, alcune linee di ricerca anche finanziate dal Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto, che io con alcuni altri colleghi stiamo coordinando, che sostanzialmente cercano di capire se all'utilizzo corrisponde un buon utilizzo, perché le due cose non sono esattamente sovrapponibili, cioè quindi ci stiamo chiedendo anche come li usano, oltre a chiederci se li usano. Il 36% utilizza l'email come strumento di marketing e di comunicazione, il 18% i gestionali interni, il 16% le applicazioni mobili, il 13% strumenti di raccolta di fondi online, e sono sostanzialmente queste le tipologie di tecnologie oggi presenti all'interno delle organizzazioni di terzo settore. Grande assente, ritorna anche nella ricerca di Italian Non Profit, tutto il tema dell'intelligenza artificiale. È vero che è un tema molto recente e quindi forse ha bisogno ancora un po' di tempo per radicarsi e per maturare all'interno delle organizzazioni, dove però stiamo cercando proprio in questo momento di condurre un lavoro per capire se invece può essere uno strumento di efficientamento dei processi di lavoro all'interno delle organizzazioni di terzo settore. Ulteriore aspetto, luci e ombre, relativo ai canali di finanziamento. In primo luogo i bandi di finanziamento locali, cioè quelli che hanno a che fare sostanzialmente con i comuni, che occupano diciamo, la posizione privilegiata tra le forme di finanziamento diverse dall'autofinanziamento. Autofinanziamento che rimane il canale principale di... ovviamente qui noi vediamo lo specchio dell'informazione che vi ho dato prima rispetto allo scarso lavoro con il mondo delle imprese, dove sostanzialmente non emerge una relazione economica significativa con il mondo delle imprese. Tradotto, oggi le imprese non sono un cliente e non sono una fonte di finanziamento principale, imprese e il loro mondo, una fonte di finanziamento principale o rilevante per le organizzazioni di terzo settore, che però presentano un ulteriore elemento di criticità perché approcciano in modo molto timido bandi europei e internazionali in generale. Questo dato stupisce un po' di più, secondo me. Approcciano in modo timido anche i bandi che provengono da fondazioni di origine bancaria e i bandi ministeriali. E come leggiamo questa serie di risultati? La leggiamo in una serie di mancanza di competenze interne al terzo settore che sostanzialmente non si limitano a mettere in difficoltà rispetto a una funzione specifica, ma rendono faticoso anche per le organizzazioni di questo settore la possibilità di costruire delle strategie che in qualche modo sarebbero invece necessarie per poter costruire delle relazioni proficue con un mondo diverso da loro, che è quello del profit. Rappresentano cioè queste delle competenze abilitanti che oggi non sono completamente presenti, perché per costruire una relazione con il mondo profit c'è bisogno di progettare una strategia, allora abbiamo bisogno di alte competenze di progettazione. Per rapportarci con il mondo del profit abbiamo bisogno anche di competenze digitali, perché oggi sempre di più le imprese profit transitano sul digitale alcune tipologie di relazioni, alcune tipologie di flussi di lavoro, ma allora ci servono le competenze digitali per poter strutturare con loro una
una relazione. Ecco, su questi temi abbiamo cercato di costruire un approfondimento basato su focus group e interviste, e su questo io chiederei a Pamela Pasian di integrare la presentazione. Grazie Maurizio, buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia. Esattamente come il collega Maurizio Busacca ha appena detto, abbiamo, facendo seguito al questionario, voluto approfondire in modo più qualitativo con gli enti del terzo settore alcune dimensioni che ci sono parse particolarmente rilevanti attraverso focus group e interviste. Una primissima dimensione che si collega appunto all'ultimo affondo che ha fatto il collega si riferisce proprio al tema della progettazione e del fundraising. Abbiamo provato a capire appunto quali possono essere le criticità rispetto allo sviluppo di progettazioni sulle diverse scale, no? Dalla scala locale, a scala regionale, nazionale e via dicendo. E quello che è emerso dagli intervistati è che questo tipo di attività risulta particolarmente onerosa per le piccole associazioni di volontariato. I bandi risultano complessi, nelle organizzazioni, nelle associazioni, il personale è volontario, quindi appunto dedica del tempo libero che ha a disposizione, ma è per lo più adulto o anziano e a volte è poco incline a seguire le richieste tipiche dei bandi e l'attività di progettazione, anche perché mancano le competenze specifiche per poter rispondere a questi tipi di strumenti. La gestione amministrativa e burocratica inoltre scoraggia anche nei casi in cui magari ci sono delle competenze o come dire, l'intenzione, l'apertura alla partecipazione, ma appunto la mole di documenti amministrativi e la rendicontazione specialmente risultano troppo numerose per delle piccole organizzazioni di volontariato. Le persone che abbiamo intervistato hanno consapevolezza del potenziale, no? della possibilità di accedere a questi finanziamenti e alle molte attività che potrebbero essere implementate attraverso l'accesso appunto di queste risorse, ma allo stesso tempo scelgono di rinunciare alla partecipazione proprio per le ragioni che vi ho elencato poco fa, perché vengono richieste delle competenze troppo specifiche, troppo avanzate e non ci sono le risorse culturali, economiche, di tempo per poter seguire questo tipo di progetti. Lucia, una delle persone intervistate, ovviamente i nomi sono tutti di fantasia, afferma che gestire una progettazione a livello nazionale o europeo è come gestire una piccola ditta, no? E rimanda un po' il fatto che seppur con la sua associazione hanno appena vinto un finanziamento e riusciranno ad implementare attività per 1 migliaio di ragazzi, lei riconosce che questo non è una cosa da poco, allo stesso tempo però dice noi fino a lì riusciamo ad arrivare, in progettazioni più ampie non riusciamo a seguirle e a sostenerle, non abbiamo le risorse e le competenze. Di matrice opposta risulta invece l'esperienza delle organizzazioni di grandi dimensioni. Le organizzazioni di grandi dimensioni hanno del personale dipendente con competenze professionali specifiche per progettare e applicare a questi bandi e finanziamenti sulle diverse scale.
Le motivazioni che spingono le organizzazioni di medie e grandi dimensioni proprio a ricercare questi bandi è che le attività possono essere di più ampio respiro e soprattutto si riesce a creare rete con altri attori, non per forza operativi nello stesso territorio, anzi anche in territori molto lontani, e quindi si riesce a sviluppare la medesima attività in diversi contesti. Un altro elemento positivo sottolineato dalle organizzazioni di medie e grandi dimensioni è che generalmente le progettazioni nazionali, europee, eccetera, sono progettazioni biennali o triennali, e questo da un lato permette la realizzazione di attività più complesse, ma anche permette la possibilità di, a fronte delle rendicontazioni, generalmente sono su base semestrale, di ricevere dei pagamenti regolari. Hanno condiviso con noi gli intervistati che in passato o per alcune progettazioni su scale più locali, a volte i tempi di rientro erano dilatati, e questo di fatto poteva mettere in difficoltà un'organizzazione del terzo settore. E ancora, appunto, come ho già accennato prima, per far fronte a questi bandi, le organizzazioni di medie e grandi dimensioni si sono dotate di personale che viene specificatamente formato. Generalmente, appunto, vengono creati degli uffici progettazione che sono specificatamente dedicati a questo tipo di attività. Quindi vediamo, come dire, che questo tema fotografa due posizionamenti diversi tra organizzazioni di piccole dimensioni e organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Un ultimo accenno all'esperienza, alle narrazioni degli attori che hanno partecipato appunto ai focus e alle interviste e che afferiscono insomma a piccole associazioni, hanno sottolineato come sovente dai bandi o dalle tipologie di finanziamento la loro percezione è che non ci sia un riconoscimento e una valorizzazione del volontariato di piccola scala, no? Quel volontariato che agisce nella località, nel quartiere, eccetera, eccetera, non si sentono percepiti come riconosciuti a livello istituzionale o dai bandi, insomma, che escono da fondazioni private. Passerei alla slide successiva, un'altra dimensione appunto che abbiamo approfondito con gli attori del terzo settore e che già un po' è emersa nel precedente approfondimento, riguarda il tema delle reti. La creazione di reti e di collaborazione. È vista come auspicabile, tuttavia risulta essere estremamente faticosa, specialmente per le organizzazioni di piccole dimensioni. C'è un impegno, c'è una volontà, ma la cura che necessita la costruzione di queste reti e il mantenimento e la gestione non è compatibile con il tempo che le organizzazioni appunto di volontariato di piccole dimensioni riescono a mettere a disposizione. Ci sono tra le organizzazioni di piccole dimensioni alcune collaborazioni con organizzazioni profit. Qualcuno ha detto che che è riuscito in passato a collaborare e dove ci sono funzionano molto bene, ma ecco, questa sicuramente non è la routine. Viceversa, le organizzazioni di medie e grandi dimensioni evidenziano l'importanza della creazione di reti. Questo lo riconoscono come una dimensione fondamentale,
fondamentale per l'implementazione di attività, fondamentale per riuscire, come dicevo anche prima, a sviluppare alcune azioni anche in territori diversi e lontani tra di loro. Le organizzazioni di medie e grandi dimensioni riconoscono l'importanza della conoscenza del contesto in cui si opera e per riuscire a lavorare al meglio evidenziano come fondamentale fare rete e poi agire nel contesto in cui ogni attore, partner della rete agisce. Passerei alla slide successiva. Un altro affondo, un po' già accennato da Maurizio Busacca, riguarda quello del digitale. Un po' quello che siamo riusciti già a vedere rispetto al tema del digitale e al modo in cui vengono usati i social, il sito, i blog, è questo. Le piccole organizzazioni di volontariato generalmente dispongono di una pagina per lo più Facebook, di un sito, tuttavia questi dispositivi sono utilizzati al pari dell'utilizzo che ne viene fatto della pagina Facebook personale, cioè come gestisco la mia pagina Facebook, gestisco anche quella dell'associazione. Viene utilizzata come una vetrina per pubblicizzare gli eventi quando ci sono degli eventi o delle attività, ma non c'è una costanza nella pubblicazione di articoli, post, un aggiornamento, utilizzare i social con delle competenze digitali specifiche. Il digitale, quando appunto abbiamo chiesto di approfondire questo tema, per le associazioni di piccole dimensioni si ferma a questo, no? Sito e social media. Mentre per le organizzazioni di medie e di grandi dimensioni il tema del digitale apre a molti altri pezzettini, molte altre dimensioni. C'è sì l'uso chiaramente dei social, l'uso del sito, questi vengono considerati come fondamentali. L'uso dei social per alcune organizzazioni è gestito da agenzie di comunicazione specializzate nella comunicazione di stampo sociale, ok? Quindi non è sufficiente, e ci sono state esperienze anche in questo senso che ci hanno riportato di assunzione di social media manager, ad esempio, ma non è sufficiente assumere il social media manager, è necessario assumere o una persona o comunque esternalizzare, chiedere il supporto di agenzie esterne con delle specifiche competenze, in questo caso sociali, per poter comunicare le proprie attività, le proprie azioni con un linguaggio affine a quello che è il valore che quella determinata organizzazione promuove. Oltre a questo, le organizzazioni di medie e grandi dimensioni utilizzano gestionali, utilizzano cloud, hanno in alcuni casi del personale interno deputato a curare tutti gli aspetti informatici. Una dimensione interessante che è emersa maggiormente forse nelle organizzazioni di più piccola dimensione riguarda l'abitudine di organizzare le riunioni dell'associazione in modalità online e in orario serale. E questo tipo di utilizzo delle risorse digitali è stato evidenziato particolarmente dalle associazioni in cui la componente femminile del direttivo è maggioritaria e il carico di cura familiare particolarmente presente. Le organizzazioni in cui la componente maschile del direttivo
è maggioritaria, viceversa, affermano di preferire incontrarsi in presenza e non online. E questa magari è una pista che potremo approfondire ulteriormente in un secondo momento, perché interseca come i temi della cura possono incidere anche nella disponibilità a dedicarsi e a sviluppare varie attività per gli enti del terzo settore. Passerei alla slide successiva. E l'ultimo tema che abbiamo provato ad esplorare, ma che, come poi dirà Maurizio, ci piacerebbe approfondire ulteriormente, riguarda il coinvolgimento dei giovani. In generale, quello che è emerso dalle interlocuzioni con le organizzazioni di piccola dimensione è una scarsa partecipazione giovanile alle attività svolte appunto dalle associazioni. Le interpretazioni che vengono date a questa esigua partecipazione sono eterogenee. Alcuni affermano che i giovani non sono disposti ad un impegno continuativo, altri invece rilevano come sia necessario modificare il modo in cui viene inteso il volontariato, il terzo settore, che ci sia bisogno di metterci al pari coi tempi, che non si possa più avere un'idea del terzo settore come la si poteva avere 30 anni fa, 40 anni fa. È necessario comprendere quali sono i bisogni al giorno d'oggi e in questo modo riuscire a proporre qualcosa maggiormente rispondente con i cambiamenti della società. Un altro intervistato, per esempio, rileva come a suo avviso riconosce che c'è una scarsa partecipazione, tuttavia afferma che dipende dai temi che si trattano, dipende dalle azioni che si svolgono. Dove ci sono come dire, azioni che appassionano particolarmente i giovani o che stanno a cuore, che toccano i bisogni e le esigenze e riconoscono anche appunto i bisogni dei giovani, c'è un'attivazione e c'è una presenza da parte dei giovani. Le grandi organizzazioni rilevano meno questo aspetto della scarsa partecipazione, anzi il personale impiegato è spesso giovane, condivide molto spesso i valori portati avanti da quell'ente, organizzazione specifica. Quello che stanno vivendo, un po' come accennava Maurizio prima, è questa difficoltà che caratterizza il terzo settore legata al tema dei salari, che questa è un po' trasversale. Bene, io passerei alla prossima slide delle conclusioni, se non erro, ripassando la parola a Maurizio. Sì, grazie Pamela. Allora, provo un po' a riprendere le questioni che abbiamo posto tra me e Pamela Pasiano nel corso delle due parti della presentazione, introducendo anche delle linee di proposta, delle ipotesi di lavoro. Il primo tema è un tema di futuro, cioè il terzo settore in questo momento ci racconta un futuro caratterizzato da una domanda crescente di interventi e servizi in ambito sociale, educativo, culturale e creativo. Questo è un primo dato. È un primo dato che però fa il paio con alcune lacune che il terzo settore deve colmare per poter intercettare quella domanda crescente di servizi.
sono lacune di natura organizzativa, sono competenze digitali, sono competenze nel campo della progettazione, e che però si differenziano, e qui secondo me è uno degli elementi più importanti che emerge da questo lavoro, cioè la fotografia del terzo settore che emerge è un terzo settore che noi per ora abbiamo definito davvero senza nessun giudizio di valore, che abbiamo definito come un terzo settore a due velocità, dove da un lato si posizionano in modo molto chiaro le migliaia di piccole organizzazioni molto radicate nelle loro comunità di riferimento, molto radicate nei loro territori, ma che raccontano anche di essere alle prese con alcune difficoltà organizzative, in particolar modo con la questione del ricambio generazionale. Questo è un tema che davvero è un grido d'allarme che è davvero arrivato da tantissime piccole organizzazioni di volontariato, la difficoltà di coinvolgere i giovani, la difficoltà di ricambio generazionale in generale. E dall'altra parte invece un terzo settore che sembra aver completato quella transizione che Andrea Bassi qualche anno fa chiamava verso l'impresa sociale. Quindi con competenze organizzative, gestionali più evidenti, ma che in alcuni casi scontano un minor radicamento con le comunità, nelle comunità locali. Devo dire che per capire meglio questo aspetto io credo che sia necessario un approfondimento, ma che abbiamo in calendario in queste prossime settimane, sulle grandi organizzazioni di volontariato che ci sembrano poter rappresentare una terza fattispecie intermedia tra le due velocità che abbiamo detto prima, perché nel lavoro che abbiamo fatto fino ad ora in queste medie e grandi organizzazioni di volontariato emergono alcuni elementi di radicamento delle piccole, ma anche alcuni elementi di competenze organizzative e gestionali delle imprese sociali. Provando a rovesciare queste conclusioni in termini di proposta, a me sembra di poter dire che oggi le iniziative di cui c'è grande bisogno sono sicuramente iniziative di, io non le chiamerei nemmeno di formazione, ma di capacitazione, iniziative abilitanti, cioè che mettano il terzo settore nella condizione di poter fare delle cose in un'ottica di capacitazione e di empowerment, appunto. Questa è la prima questione. La seconda questione è una questione legata alle partnership che devono essere incentivate, devono essere promosse, devono essere sostenute, devono in qualche modo essere facilitate, perché da solo il settore non sembra ancora riuscire ad andare in questa direzione, ma noi sappiamo tra l'altro che essendo il terzo settore un settore caratterizzato da un elevato grado di frammentazione, cioè dalla presenza di tante piccole organizzazioni, diventa sempre più necessario per relazionarsi con alcuni grandi enti o con alcune grandi imprese in tema della messa in rete, della partnership tra le tante piccole organizzazioni, perché dall'altra parte c'è un interlocutore che chiede sostanzialmente un interlocutore unico che semplifichi i processi di comunicazione e di transazione tra le organizzazioni. Terzo tema, quello che ponevo prima, questa questione del ricambio generazionale, perché guardate che è un tema che mette insieme le piccole e le grandi e le imprese sociali. Perché è vero, come raccontava poco fa Pamela Pasian, che nelle medio-grandi imprese sociali i giovani sono presenti e sono attivi, ma emerge sempre più forte una preoccupazione sulla capacità di reperire figure professionali in ambito educativo, assistenziale e sanitario. Cioè quello che tiene insieme le organizzazioni di volontariato con le medie e con le grandi imprese sociali è sostanzialmente questa preoccupazione nella capacità ancora di mobilitare un mondo giovanile che in realtà è stato il motore di questo settore dalla sua nascita a non molti anni fa. Se queste sono
le proposte, quali sono le prossime tappe che ci vedranno impegnati da qui alla fine dell'anno? Intanto in autunno la realizzazione di 3 webinar tematici, appunto di capacitazione, legati ai temi che abbiamo deciso di identificare come prioritari, che sono la raccolta fondi online, i temi della digitalizzazione e quello della progettazione, cioè l'idea che a questa ricerca si colleghi anche un'azione, sostanzialmente, in un'ottica di ricercazione. Seconda iniziativa, sempre tra l'autunno e l'inverno, la pubblicazione di un quaderno del welfare dedicato, dove con Pamela Pasian presenteremo in modo puntuale, pubblicheremo in modo puntuale i risultati di questa ricerca, ma con noi parteciperanno a questa pubblicazione anche Edoardo Barberi e Angela Genova, Franca Maino e Santoni, Barbara Daroit, Ruggero Cefalo, Zardonai, Gianluca Scarano, cioè punti di riferimento del dibattito italiano sulle trasformazioni del welfare, con i quali stiamo costruendo un volume tematizzato a tema dedicato al welfare locale e al contributo che il terzo settore può dare nelle trasformazioni del welfare locale, che è nostra intenzione pubblicare entro la fine dell'anno. E poi forse ormai si è capito, perché l'ho detto un sacco di volte, la volontà di sviluppare un nuovo lavoro di ricerca che abbia come tema proprio quello del ricambio generazionale, che è un tema che davvero sta emergendo come un grido d'allarme sempre più forte da parte della cooperazione sociale, dell'associazionismo, del volontariato. C'è una nuova generazione da mobilitare e per capire come farlo credo sia importante cercare di costruire delle basi di conoscenza che ci aiutino ad andare in questa direzione. Chiudo, mi fermo qui. Ci terrei solo a ringraziare Silvia e Monia che ci hanno davvero dato una mano importante in tutto questo percorso di Veneto Lavoro e di Veneto Welfare. Silvia Cavallerini e Monia Bertola, scusate, per chi non le conoscesse direttamente, perché sono state per noi davvero un punto di riferimento prezioso e anche un po' un'occasione di confronto, di specchio continuo rispetto al lavoro che stavamo facendo. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie professore, grazie professor Busacca, grazie professoressa Pasian per l'intervento. Spero mi si senta. Un anticipo subito: le slide saranno, tutte le slide che sono state presentate saranno facilmente rintracciabili a breve nel sito di Veneto Welfare. Non è presente oggi l'avvocato Silvia Cavallarin, che è la coordinatrice dell'unità operativa Veneto Welfare, ma porta i saluti. Mi permetto di dire che ci sono state una serie di domande che sono state prontamente risposte sia dal collega Damiano Lobosco che dalla segreteria con regia coordinatrice. C'è una precisazione che mi permetto di fare leggendo le domande, anzi una posizione. Il forum del terzo settore del Veneto precisa che il protocollo di cui abbiamo parlato, ha parlato il dottor Barone, direttore di Veneto Lavoro, è disponibile sul sito del forum del terzo settore Veneto, sezione documenti. Quindi chi volesse poter visionare tale protocollo è presente nel sito direttamente del forum del terzo settore. Se ci sono domande le potete porre direttamente nell'area domande dell'applicativo. Ad ora mi sembra, chiedo anche alle colleghe se ci siano domande significative che è il caso di citare, e portiamo Paolo Alfier del Forum Terzo Settore, che pone anche i saluti a nome della Presidente. Avete visto che è una ricerca che ha dato forti stimoli, ha dato grandi prospettive, una lettura del dato oggettivo con delle conclusioni, ma soprattutto con delle riflessioni, ricercazioni future, tra le quali una pubblicazione specifica, un sogno che è continuare a monitorare un fenomeno che è in crescita esponenziale, che è il tema del passaggio generazionale specifico per il mondo del terzo settore, volontariato, sembra esserci meno
non tanto volontà a far volontariato, ma un tema di gestione, di governance che deve continuare nelle generazioni future, ma soprattutto una pianificazione di ulteriori webinar oltre a questo, nel quale ci sarà l'opportunità di un confronto aperto. A questo punto, se non ci sono interventi o ci sono domande, io ringrazierei tutti coloro che hanno partecipato, a partire dal professor Busacca, dalla professoressa Pasian in modo particolare, dal direttore Tiziano Barone per i saluti iniziali e la vision che la struttura unità operativa Veneto Welfare sta tenendo nei vari settori, dal monitoraggio terzo settore, dall'accreditamento, dalla parità di genere, quindi sotto questo contenitore comunque si sta sviluppando molte cose. Porto i saluti dell'avvocato Silvia Cavallarin che mi ha messaggiato recentemente durante l'incontro, ringrazio tutte le colleghe e auguro la possibilità di rivederci nei prossimi incontri. Grazie ancora e buona serata a tutti.